Il governo deve dare l'autonomia al Veneto. L'ordine, se così si può dire, arriva al Premier Conte direttamente dalla Camera e dal Senato, dove è stata approvata una risoluzione della maggioranza Lega Movimento 5 Stelle. Il tutto all'interno del documento di economia e finanza che comprende le scelte complessive del governo giallo-verde che vanno dal reddito di cittadinanza alla flat tax, dalla pace fiscale ad appunto l'autonomia delle regioni che l'hanno richiesta. Nel DEF, nel documento appunto presentato, si parla chiaramente dell'autonomia e di dare l'autonomia al Veneto. E questo penso che sia un punto fondamentale. Per quanto riguarda il nostro progetto, noi siamo pronti, non abbiamo null'altro da scrivere sulla bozza d'intesa, per noi va già bene così come è scritta. Il ministro Stefani, che si è dimostrato un ministro efficientissimo per l'autonomia, adesso dovrà portarla in Consiglio dei Ministri, portarne a casa un'approvazione e dopodiché dall'approvazione si passa direttamente alla firma con il Presidente del Consiglio e l'invio alle Camere per la votazione. Un documento di economia e finanza che ha avuto il voto contrario anche di parlamentari veneti che, pur approvando l'autonomia della nostra regione, hanno criticato l'assenza di ogni riferimento economico per la stessa. Ieri ho fatto un intervento in aula, visto che faccio parte della Commissione Finanza, dove ho detto che non c'è nemmeno un euro per quanto riguarda l'autonomia. Io mi aspettavo che sul DEF ci fosse stato qualcosa. Hanno detto che garantiscono, ma bisognano i soldi, non garantire. Insieme a me devono fare massa critica per portare a casa l'autonomia finanziaria per il Veneto, se no abbiamo preso in giro i veneti. Che sia comunque una pagina nuova per l'Italia lo conferma l'attenzione di altre regioni come la Toscana, che ha chiesto al governo di procedere con una trattativa estesa a tutti i territori. E se Rossi della Toscana vuole l'autonomia non fa altro che chiederla. Ricordo che il Veneto non è che si è svegliato un anno fa, il Veneto aveva già presentato nel 2007 una richiesta e ricordo sempre al Presidente Rossi che la possibilità di chiedere l'autonomia in base all'articolo 116, comma terzo della Costituzione, quello delle 23 materie, ecco la data dalla quale è possibile farlo è del 2001, cioè il Presidente Rossi e la Toscana hanno avuto esattamente 17 anni a disposizione per fare la richiesta, se ancora non l'hanno fatta la facciano.